Siamo qui alla presentazione della conferenza stampa di Spumanti dell'Etna, siamo alla quarta edizione con Francesco Chittari. Ciao Francesco. Ciao a tutti, quarta edizione di Spumanti dell'Etna con l'obiettivo primario innanzitutto di portare l'Etna in centro città. Così nel 2018 abbiamo iniziato la nostra avventura con gli spumanti etnei che è proseguita per 4 edizioni. Ogni anno abbiamo inserito tante novità, stessa cosa abbiamo fatto quest'anno, dove accanto ai banchi di assaggio delle cantine, delle migliori cantine etnee che spumantizzano e gli chef siciliani che aderiscono alla iniziativa, preparando dei piatti che saranno abbinati agli spumanti, abbiamo una piccola novità, un concorso tra gli chef in cui verrà premiato il migliore ovviamente piatto durante la serata del 4 dicembre che si svolge, come già sapete benissimo, nella bellissima location di Palazzo Biscari. L'obiettivo è quello di declinare quindi l'unicità del vulcano nelle sue diversità. Un gioco di parole apparente, ma che è poi l'essenza dell'Etna, ovvero un territorio unico che dà vita a degli spumanti differenti in cui le capacità produttive di ogni azienda, la stilistica, i vitigni e i terreni la fanno da padrona. Calici che riescono ad ammaliare i bevitori e che man mano stanno dando grande fiducia a questo settore, non solo al territorio. Quindi l'Etna da territorio di vini rossi a grandissimo territorio apprezzato per i vini bianchi riesce ad essere anche un punto di riferimento per la spumantistica nazionale. Noi siamo contenti di farci in un certo qual modo pionieri e promotori di tutto questo, invitando anche l'azienda a investire in maniera specifica su questo genere di produzioni, anche perché sono quelle che riescono a sigillare i più bei momenti della vita di una persona. Allora, ci vediamo il 4 dicembre. Ci vediamo il 4 dicembre a Palazzo Biscari, la sera, dove troverete tante bollicine, tanti calici da poter brindare con gli amici vostri e festeggiare così insieme a quello che è veramente un territorio unico al mondo, che è l'Etna. Grazie.